per la prima vittoria in campionato. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti allo Stadium, è Trastevere Ostia Mare, match valido per la seconda giornata del girone A. Calcio di punizione per gli ospiti, l'ex di turno Napolitano sul punto di battuta, fischia l'arbitro, parte Napolitano, palla di poco alta, Vignaroli, scodella in avanti per Galimberti, sbaglia qui Trove, Galimberti va giù ed è calcio di rigore, rigore per il Trastevere al 10° minuto. Lorusso contro Romeo, Lorusso la sblocca la squadra di D'Andrea, è 1-0. Punizione per l'Ostia Mare, parte il traversone di Nebbia, libera qui la difesa del Trastevere, non bene però perché Nebbia giunge di nuovo sul pallone e mette dentro Milanesi, palo! Corner per gli ospiti, Nebbia dentro, Milanesi di testa, fa 1-1, mette tutto in equilibrio il centravanti di Galdelli. Sesto minuto sul cronometro della ripresa, Bornighez in profondità per Nunziato che prende benissimo il tempo all'avversario, Nunziato, Romeo! Desideri qui scivola, poi riprende il pallone, cade giù, fischiata simulazione per il numero 11 dell'Ostia Mare, secondo giallo e dunque ospiti in 10. Contropiede Ostia Mare, Napolitano lo guida, lancia in profondità, Mugnano vede il portiere fuori dai pali, Mugnano poteva andare sicuramente più avanti il numero 14. Ultima chance della partita, Nigro, arriva il cross, Milanesi con la punta, calcia fuori. Finisce qui, è patta tra Trastevere e Ostia Mare.